Grande emozione del pubblico e sorprendente successo per il concerto d'autunno degli studenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. L'appuntamento al Grande Albergo Ausonia Ungaria è stato voluto e promosso con encomiabile impegno dall'Associazione Civica Lido di Venezia e Palestrina, guidata dalla presidente Germana Danaruzzi, motore di tante attività culturali. Fondamentale poi la collaborazione che prosegue nel tempo con il direttore del Conservatorio Veneziano, maestro professor Roberto Gotti-Pavaro. La nostra associazione civica Lido Palestrina cerca di proporre nel territorio del Lido dei programmi variegati, tra i quali concerti, per cui durante i vari mesi del mese di gennaio cerchiamo di mettere insieme degli appuntamenti che ricordino la memoria. Una platea attenta e partecipe ha sottolineato con lunghi applausi l'esibizione al pianoforte di Elida Fetovic e Alessandro Del Gobbo, che hanno presentato con maestria un ricco repertorio ricercato di musica classica. Due studenti di diversa nazionalità che, attraverso le loro note, hanno espresso un segno di fratellanza e auspicio di pace tra tutti i popoli della terra. Questo il senso dell'iniziativa. Vengo da Montenegro, sono studentessa al Conservatorio Benedetto Marcello, secondo anno del master di secondo livello. La mia passione per la musica è nata tanti anni fa. La mia mamma è pianista e diciamo che questo amore per la musica per pianoforte viene dalla mia mamma. La mia passione per la musica è nata, devo dire, in modo abbastanza complesso e graduale, ed è sbocciata credo quando ho iniziato a frequentare proprio i corsi di storia della musica, quindi devo dire che è molto legata proprio all'amore che ho per questa materia e che cerco di trasmettere anche quando suono appunto il pianoforte.